che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipendevo le mani e la faccia lì blu, poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Ma tutti i sogni nell'albe svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi veli, che sono blu come un cielo tra punto di stelle. Volare, oh, tutti insieme, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. E continuo a sognare felice più in alto del cuore ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo tra punto di stelle. Volare, oh, tutti insieme, canta voi. Cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. E continuo a sognare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Nel blu dipinto di blu, felice
felice di stare là, di stare lassù. Sono umane situazioni, quei momenti fra di noi, i distanchi e ritorni, da capirci niente poi, già come vedi, sto pensando a te. Oh yeah, yeah. Da un po'. Sono umane condizioni, stare bene oppure no, puoi dipendere dai giorni, dalle nostalgie che ho, già come vedi, sto pensando a te, come se questo tempo non fosse passato mai. Dove siamo stati, cosa siamo poi, confinante nel cuore solo che ognuno sa, dietro gli stertarchi dei dolori suoi. Sto pensando a te, sto pensando a noi, sono cose della vita, vanno prese un po' così, ed è stata una fatica arrivare fino qui, yeah. Già come vedi, io sto ancora in piedi, perché sono manutenzioni miei, yeah, yeah. Con le mani io li prenderei, sì, perché sono manutenzioni miei, con le mani io li prenderei, yeah. Sono cose della vita, ma la vita poi dove? Ed è stata una fatica, un inseguimento, già come vedi, sto pensando ancora a te, come se questo tempo non fosse passato mai. Dove siamo stati, cosa siamo poi, confinante nel cuore solo con uno sta, dietro gli stertarchi degli amori suoi. Sto pensando a te, sto pensando a noi, sto pensando a te, sto pensando a noi, chissà. A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e a sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui.
minha vez! Não é! Me dá! Não! É a minha vez! Não é nada! Não é! Para! No caminho tem Buffon? Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. O Edgar Maróstica que você já conhece de uma forma que você nunca viu. Criamos o nosso site para que você possa acompanhar a cultura italiana de onde estiver. Nosso site é responsivo, assim você acessa quando, onde e como quiser. Humor, cultura e informações em poucos cliques. Faça parte, de forma simples e rápida. Você colabora com essa história? Acesse edgarmarostica.com.br e aproveite! No altri siamo di arrivare con tanta allegrezza, con onore, con piacere. Piacere, mi piace di essere qua. È il nostro filone di arrivare. Edgar Locatelli Marostica in cantina, qua de Serafina, Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul c'è, o Rio Grande do Sul c'è. Ecco, in italiano, brasiliano vuol dire di che maniera. Stasera pareggieve che abbiamo delle novità che vi bel che visto chi che canta qua stasera, tante de belle sonate, barzellette, scherzare, ridere. Sora, giorno dei morosi, giorno del vin. Ma perché due commemorazioni? Ga tutto a vedere. Celebrar. Sì, momenti agradabilissimi. Stasera qua, proprio così. Perché quei che si innamora gli piace di bere il vin. E il vin ha tutto a vedere con quel che si innamora. Avremo Douglas e Wilson, proprio così, speciale giorno di morosi. Ma ascolti bene, per quei che scompartisse stasera, che sarà sorteggio di 2 kit. Sora il vin della Basso Pancote. E noi altri mandiamo casa vostra. Da final del nostro filò italiano. Ecco, va bene così?
Giusto, faremo speciale del vin, allora, giorno dei morosi, giorno del vin è stato giorno 6 di giugno, e sabato passato è il giorno 12 dei morosi. Ecco, faremo anche la vinicola Vanisul, che è i nostri patrocinatori della famiglia Dalbo. Sì, Vanisul, del vin de Flores da Cunha, de Noa Trento, che è forte, che fa un vin buon, nostri patrocinatori del programma del radio, e stasera, sora il vin, parleremo sora a famiglia, sora la vinicola Vanisul, e parleremo tante altre cose come una intervista che ha fatto Franco Saccardo con un casal, la Rosalinda e Idalino Menegusso. Idalino Lebec è morto, ecco, ma se un ricordo fantastico, bellissimo di un casal, di eterni, sempre Morusi. È il giorno dei Morusi, per cui che se marida e sarà sempre Morusi, non vuol dire la età. Cantaremo, ridaremo, scherzemo, faremo un pochettino di tutto qua stasera, va bene? Noi siamo de Serafina Correa come go parlà e noi stasera faremo tanto ridere e tanto passare un momento della pandemia di smentegare. Sì, questa è la nostra idea, quel momento di pandemia di smentegarsi, perché se 2 ore di filò italiani si devono arrivare con la forza ad il net provedore d'accesso a internet con tecnologia fibra ottica, la Migi Plus, rasson per tutte quante le bestie, un struconasso a Flaurí Miliavaca, a Tadeo Miliavaca e tutta quanta la sua equipe. Abbiamo la Baspan. Ecco, Stival Baspan è il meglio stival che sta in tel Brasil, anche stivaletti cosita, che sono liviani e buonissimi, un struconasso a Oneide, a Jair e tutta quanta la sua equipe, polivalente, un mercato di Santa Rosa da famiglia Deitos, a tutti quei che lavorano dentro del mercato, un struconasso, vodka Raisca, la vodka che fa le meglio caipirinhe, da Fante de Flores da Cunha, Paludo, Festival de Botas Paludo, mais de 2.000 modelos com até 50% de desconto, conforme os produtos, isso mesmo, conforto e produtos de excelente qualidade. Conforto e produtos de excelente qualidade, perché sti vai vuol essere confortável até a hora de dopararli. Ramarim, Dakota, Via Marte, 10 vezes no cartão. Festival de Botas é na Paludo, sua moda, seu estilo, próprio Gocita. Abbiamo Rede de Postos Buffon, saluto a Rosélio, a Jair, a Lauro, a Loreno e tutti i suoi collaboratori, quasi 100 posti di combustível. Rede de Postos Buffon, Bravecto, tratta, previne e controlla, pool di carapati per de più di 90 giorni per i cagnetti e i gatti, cliniche, pet shop e agropecuari Tecati, questo prodotto metti via, Bravecto. Modello Penai de Bento Gonçalves da famiglia Cecon, sono stato là, Agostinho, Struconasso, Gustavo, Igelso, a tutta la sua equipe, a quei che lavora, a Modello Penai de Bento Gonçalves e de Farroupilha. Moveca Decor, olha lá, mobília para la casa, decoração para la casa, moveca.com.br. Te compri questi prodotti di altissima qualità via internet, parla con Luciano o se no con la Simone, va bene? Ma noi altri siamo di arrivare col nostro filò e per ver filò che vuol suonare, mi è vero Douglas? Douglas e Wilson con una bellissima sonata verso il nostro filò italiano. Hide them sunshine on a cloud day when it's cold outside. I want the month of May. Yeah, I guess you say what can make me feel this way, my girl, talking about my girl, I go so much honey deep inside me. I got the sweeter song, the
and the birds and the trees. Yeah, I guess you say, what can make me feel this way? My girl, talking about my girl, my girl. I don't need no money, fortune or fame. I've got the richest baby, what a man can claim. Yeah, I guess you say, what can make me feel this way? My girl, talking about my girl, my girl. Ei, maravilha, Wilson! Como é que tá? Douglas, que fizeram ali que essa beleza. feia, que baleia ali, que me movia. Hoje nós vamos recordar muita coisa dessa Muita. época aí, dos namorados, aquela junção, música italiana, também os clássicos. Hoje vamos fazer uma misturança aqui, né? Vamos misturar, é isso mesmo. E eu tava pensando em fazer uma noite, uma live, um filó, bem animado hoje. Vocês estão de acordo? Mas com toda certeza. Muito bem. Stasera avremo sorteio de regali qua, para quei que compartilham. Para quem compartilha, mas depois quando entrar o pessoal vão explicar melhor como funciona. Wilson, me diga aí, como é que tá? Tudo bem? Tudo certo. Tá indo, vamos levando, né? E a família também? Tudo certo, graças a Deus. Tranquilo. Bom, mas eu gostaria que vocês se apresentassem, né? Porque o Douglas, o Wilson, já estiveram aqui inúmeras vezes, mas com certeza tem gente que não os conhece. O pessoal aqui é de Marau. Nós somos da Serra Gaúcha, do Rio Grande do Sul, e o pessoal está compartilhando demais hoje. Então muita gente vai entrar e vai dizer, mas onde é que é isso? O que está acontecendo? Isso Nunca aí, vi. cara. Então é novidade para muita gente. Hoje nós vamos quebrar o recorde em compartilhamentos. Isso aí, se Deus quiser. Se Deus quiser. Fazer com que as pessoas saibam mais sobre o nosso filó. Isso aí, É. isso aí. Wilson, fala aí, quem é o Wilson? Eu vou me apresentar, né? Sou o Wilson, companheiro do Douglas aqui, compadre do Douglas. E o Douglas, eu sou o Douglas, companheiro do Wilson. É, curto e grosso, né? Manda um abraço pro pessoal de Um abraço, Marau, a então, família. pra todo o pessoal de Marau aí, a família. E todo mundo que estiver, né, ouvindo aí, vendo a live aí, um abração pra vocês aí. Muito bem. Douglas, diga lá, Isso Douglas. aí, cara. Prazer incomensurável estar aqui com vocês. É a dupla Doug Wills. Doug Wills. Eu passei pro... Vai ter até o nosso logozinho aí depois no, Eu na já live. vi, Ah, já eu tá já aí? vi. Ah, Tá show de o bola. Josi é fera, O né? Josi é ouro esse guri. E a gente faz vários tipos de eventos. Antes, pré-pandemia, nós tínhamos a banda. A pandemia, infelizmente, fez a gente sair da banda e montar esse trabalho em dois. O que está acontecendo bastante de eventos intimistas, né? Opa! Inclusive, nós tocamos aqui em Bento, no Spa do Vinho, um casamento onde estavam apenas o noivo e a noiva. Fizeram uma transmissão para os parentes em casa, pais, Show de irmãos. bola. E nós estávamos lá, né, Wilson? No Spa do Vinho, lá, naquele lugar bem no topo, assim, do hotel, cantando Wilson, eu, o celebrante, os noivos e o fotógrafo. E esse foi o casamento. E muita coisa pequena, a gente tá pegando assim... Essa semana passada, fizemos um sarau numa casa de um amigo, onde haviam 4 pessoas. Olha só. 4 pessoas, Bacana, né? o Wilson e eu, sabe? Então, é essa nova transformação. É esse mundo que nós estamos voltando. Até que, enfim, acertaram as previsões. O mundo acabou em 2021. O que a gente vive é um pós-mundo. Opa! É um pós-mundo. A gente, eu não acredito que vai voltar a ser o que era. E a gente tem que aprender a viver diferente agora. Se reinventar. Sem reinventar. Isso aí. Coisas novas, né? Coisas novas, O Douglas é Carraro. Cara, Sobre- eu sou Zanata Federizi Ferronato Carraro. Puro italiano, sangue. Puro italiano, puro italiano. Bravo, cosita assim. Muito bem. Obrigado por terem atendido a gente, por estarem aqui. Nós vamos abrilhantar essa noite com muita música romântica. Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei antes, enquanto vocês tocavam, eu comecei a trabalhar em rádio com 21 anos, né? E na época comecei com programação jovem. Depois fui pro italiano. Sim.
Foi bem assim. E um dos grupos que a gente rodava muito era o grupo ABBA. ABBA, claro, tem o... Sai uma palhinha? Sai sim. By the rivers of Babylon, where he sat down, and there he went, and we remember Zion. Isso aí é coisa boa, né, bicho? Meu Deus do céu, show de bola, né? Sabe que esses clássicos, assim, é uma honra muito grande, né, Wilson? Nós podermos trabalhar com esse tipo de música, assim, porque a gente tem um prazer enorme em poder amar o que a gente faz, porque esses clássicos aí não morrem, né? Nunca. Nunca. E trazem lembranças lindas, maravilhosas, momentos que são lembrados na hora que você ouve essa música. Exato. Exemplo, um MPB bem antigo. Cara, tem... o mais de todos, né? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem, que passa num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o teu balançado é mais que um poema, a coisa mais linda que eu já vi passar. Tom Jobim. Vou pedir licença, vou apresentar o elenco. Tá. Voltamos em seguida. Perfeito, Ok? obrigado. Cadê a turma? Uhul! Ele é bom, é um bel bicher, é meio la serva que el cavalier. Elvis Presley. Questo mia, pero chi? We're calling the trap. I can walk out because I love you too much, baby. Woo! What can't you see? What you do to me? Woohoo! When you don't believe a word I say. Elvis Presley não morreu. Chama gente, novo figurino. Guarda che bello. Una rebolata Maria Una volteada. Marinho, levanta le gambe se tô bom. Scarpe. Sanca sì. Ai, magari mira. Allora vieni qua a Pindrio. Pindrio qua. Lo rivolvete le scarpe, vediamo. Aspetta là. Vediamo? Aspetta che mi scoro qua. Là, guarda le scarpette, Che scarpe lì sei importate, le stai comprate per il cambio. Sì, maraviglia. Cambio negro, Buonasera Marco Marsala. Buonasera Marostica. Buonasera Roger, Marinho. Buonasera. Ecco, noi siamo Driu Rivar con tanta allegrezza stasera, giorno di Morosi, giorno del vino. Fai un brindisi. Un brindisi al vino e all'allegria, alla salute. Douglas, Wilson, Josiel, Gisa, tutta l'equipe qui che fa parte del nostro filò, i nostri patrocinatori. Considereve tutti strucai e fanno parte del nostro successo. Ecco, è del nostro filò. È del che nostro altri filò. fermo il filò qua, ma lo rifà a casa. Fa casa, Mia vera. maraviglia, martile di Del filò. Vera. Lo sapevi, ancora più dire niente, va bene? E in cui de pide speciale che chi scompartisse sta live, questa dencoi, e marca due amici, lati commentari. Marca due amici. Sì, bisogna marcare due amici. Allora che se regali, da per vedere i regali saranno? No, Vuoi vero? dire? Sì. Sarà che Josiel... Vara lì. Basso e pancotte! Basso e pancotte! Basso e pancotte! Mi mega peso di Saccaroglia. E mi il vin!
Perché hai perso questa qua? Le mie no? saccarò le cave del suro. Cavastroppi. Cavastroppi, sì. Speciale giorno di Morosi, allora 2 kit per sorteare qua. Opa. 2 kit. Allora 2 persone che guadagnano. 2 persone che guadagnano. Come funziona allora? Bisogna scompartire e marcare 2 amici, capito? Lascia i commentari, scrivi il nome di 2 amici, marcali che loro rivede a sta live e te scompartendo il nostro filò più distante, altre persone può vedere, può accompagnare il nostro filò. Va bene, va bene. Marco Marsaro, allora martedì passato abbiamo fatto un filò un poco differente. Tanti ga mandai i nomi dei due che si assistirmi. Chisera di assistirmi. Allora ti... Mamita con ficha qua prestin. Vara. Sì. Carlos Barbosa, semana passada. Canoas, Quilombo, Arujá, Brota, São Paulo, Flores da Cunha, Cordilheira Alta, Sananduva, Gentil, Bento Gonçalves, Encantado, São Domingos do Sul, Barra Funda, Moraes, Almeida, Guaporé, Caxias do Sul, Veranópolis, Campo Grande, Mato Grosso, Sarandi, Eldorado, Guaraciaba, Paraí, Casca, Porto Alegre, Maquiné, Chavantina, Nova Bassano, Roca Sale, 13 de Maio, Nova Araçá, Pedras Grandes, Primavera do Leste, Mato Grosso, Concórdia, Três Arroios, Esteio, Água Doce, Santa Catarina, Salto Veloso, Tapera, São Lourenço do Oeste, Espumoso, Cantagalo, Paraná, Santa Cecília, Santa Lúcia do Piauí, São Marcos, Lajeado, Sorriso, Mato Grosso, Doutor Ricardo, Aratiba, São Leopoldo, Catanduvas, Marmeleiro, Novo Barreiro, Constantina, Erechim, Pinhalzinho, Ceará, Dois Lajeados, Chapecó, Ponte Preta, Medianeira, São Paulo, capital, Dois Vizinhos, Farroupilha, Alto Recreio do Sul, Boa Esperança, Canoas, Passo Fundo, União do Oeste, Itu, Putinga, Realiza, Vacaria, Rio Verde, Toledo, Capinzal, São Leopoldo, Arvorezinha, Garibaldo, Shoppingzinho, Flores da Cunha, Montebello do Sul, Ampere, Progresso, Nova Alvorada, Antagorda, Vila Maria, Pinto Bandeira, Mariano Moro, Londrina, Iraceminha, Marau, Cotiporã, Nova Roma do Sul, Pedras Grandes, Brasília, Anca e Zé Desconto, Tramandaí, São Domingo do Oeste, São Miguel do Oeste, Esteio, São Bento do Sul, Santa Rosa, Coronel Vivida, Rodeio, Maripá, Rio de Janeiro, Baracão, Caibi, Curitiba! Aê! Semana passada. Sì. Isso mesmo. Ascoltate vatti che si dio assistere qua, Douglas, Wilson, Josiel, vatti qua. Parlando in namoro, innamorarsi. Sì. È il santo di Morosi. Sant'Antonio. Adesso, per maridarsi, ma per il casamento dar giusto, che sono due cose fondamentali, importantissime per dar giusto un casamento, Marino, le due cose, sì, bellezza e pazienza. Sì. Vera? Bellezza. Vera. Tanta pazienza. Bellezza anche. Perché? Perché se dà certo, bellezza, e se no, pazienza. Se dà certo, bellezza, se no, pazienza. Ecco, sì. Ma allora ascolta bene. Che era una festa di Sant'Antonio. E allora una volta, il giorno di Ancoi, essere solteri, quasi. Una stima. È una stima. E una volta era. Perché che ne quella soltera perché la vuole, che ne quella che ha la produzione indipendente, no? Sì, il suo fiole, pronto e sì. basta. Che nel soltero, ma non che picca che il bullying o che ha maniera di vedere una persona differente perché è soltero. No, Va bene? no. Comunque è normale. è quasi vedere un soltero furbo ancora. Che ne tanti che pensa così. Ma una volta, Marigno! Manco. Era essere solteri, era quasi perché che n'era qualcosa di strano, i vardei con occhi differenti. Sì. E allora che n'era festa di Sant'Antonio. Sì. Sant'Antonio. Ne tante comunità che ha il Santo Sant'Antonio. Ma sì. Qua il 30. Qua il 30 è Sant'Antonio. Perché chi pensate se maridai tu? Tutti maridai su, e loro dopo il Santo Pinzetta anche. Sì, il frate. E allora ci ascolta bene. Che era la festa di Sant'Antonio. E come si apparecchiava, perché è una volta all'anno. Ai 13 di giugno di Sant'Antonio festa. Allora le donne che era solterone e i tusi che ci mettevano scapoli
Scapoloni. 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 Loro preghiera, i fia una novena di 9 divanti, e pregava e dopo del dì andava e portava i mosina al santo. Il trido anche. Il trido, dopo in là i preghiera, i tocchea sul santo e vai. E loro adesso star che qua al 30, al sabato, vanti della festa grande di Sant'Antonio, e ha visto il santo ciò picca via la piena talarine. Talarine dei ragni, tutto sporco, loro c'ho le donne, lei che ha detto bisogna tusi tirarlo dopo, ma lei era un bestione grande, capisci? Era un bestiolone. Un santone loro. Era un santone grande, cioè tirano il santo, lei netta, e si monta taulin, e ora io c'è per la strada, battite il taulin, casca il santo. Rabaltà. De Gesso. De gesso no, ma che frantumà. Inverto la testa così, tutto spaccato. Poi Sant'Antonio. Cola, caschea do, pianta subito, ma fermo che quantusi con Sant'Antonio spaccato. La careca Verta in mezzo, e il piccenin salta via distante. in fondo. Che ha il bambino. Sì, E allora gioco sto santo là, dice, ma di man, signor fermo che... Senza Sant'Antonio da mia farà festa. No, da mia farà. No. E era drio scurir. Gai fatto che i gacciapà un piccenin. Sì. No, fermo il nome, no? Ma là di Pisetta va in cerca noi gincata. E tutti grandi. I pinzettoni e tutti grandi. No, che era Cristi de Catar. Januario non che Ma per amor di Dio. Beton, ora fammi un favore. Entracchi Pisetta che in nasoni lunghi anche. E il santo era normale, cioè. Allora c'è quella che se già pensate, conoscevo il nostro amico e collega là, Nilso Balbinò. Sì. Nilso il mio piccenin. Piccenin. Che ha detto Nilso sarebbe una Solimoi. E dopo Solimoi. l'epi brutto di Sant'Antonio. L'epi brutto Sant'Antonio. Allora c'ho i gacciapai, lo ha messo là. Metteste lui. A mattina alle 9 comincia a venire gente, verde a porta e lo ha vestito. Che pianto come? Che roba di Sant'Antonio. E donne. Ma hai fatto anche una foto che le dia circolare di lui là. Ah sì, sì. Allora pianta su sta cosa e pianta su un bonecco. Un bonecchetto. Vesse adesso il piccinino là che pensa su un bonecco qua e lui lì. Firme, cioè. Ma allora c'ho mattina viene in tutta questa Shrek, sarà che l'era Shrek? Allora gente viene in rento, il prete Salvador prega le anni, buon sì, Nilso che ha fatto quanti sto anno? E il aveva guidata 16-17 anni, l'era giovenetto, ancora Leoni. E l'era brutto, che a fase di 16 e 17 di un uomo corre mia dirvi avanti, no? Salta piante, taipe, case, fa amor di Dio. Allora questo bonecchetto qua che è il bambino. Sì. Fai finta che il bambino con sta roba tutto quanto, slecca così, tu la firma. Non batti, tutto come Sant'Antonio, non batti oggi, non batti oggi. Veniva una donna per Sant'Antonio, grazie perché mi ho maritato l'anno passato, la novena che ho fatto, grazie, palpa su Sant'Antonio. E via, la denascianta viene in altro Sant'Antonio, caro mio e tal. Ma in mega contama, Rostica, quando viene una donna, lui fea, e quando viene un uomo di mandare. Sì. È fea che tanti ma allora a mattina che ha passato pulito, ma dopo finito mangiare, le là che gas comincia venire fila gente. E un uomo 10 donne di mandare grassi per maridarsi e cada una che veniva rento spalpea che passiamo la denascianta non viene più nessuno. Capisto? E lui è là stufo e agro e vede che non viene più nessuno e già pensa, ma spalpa di qua e spalpa di là e passa su e mano di qua e lui giovane da camminare che era, se ga infiamma il mestiere ciò. Se ga infiamma su e lui cava via roba che ha detto grazie a Dio sono salvo, quella viene dentro a Maria e a Rosina. Due sorelle, una di 40 e una di 44 anni. Cioè. Che tempo là che a Italia era solterone. E lui con me da roba su e me da no. Le ga guarda così sta mezzo strano, cioè. Ma qua, lui firme. Senza neanche più piccini, niente. Le ga guarda che dice, ma mi è strano che il Sant'Antonio qua, ma te vedi, no? E spalpa di qua. Ma anche amico osserva e spalpa di qua. Anche mi guarda qua e guarda di qua e guarda di là e spalpa una da dritta e una sanca, cioè.
E lui si è infiammato del boncio. Una le ha detto, ma ti vedi? È proprio strano che il Sant'Antonio... Sì. Però guarda, e ha anche il caiccio di piccar via il rosario. Un Sant'Antonio moderno. Ma Nilso che piace mia che parliamo che ha successo questa storia. È una storia vera. Nilsson, Ma ma Nilso, Volevo guarda, ringraziare. se non fosse ti vidi, no? Volevo che piede ringraziare di più di 1000 telefonini. In Adesso, Takai? in Takai adesso. No. Sì, di più di No, 1000. no, Di più di 1000. no, Quanti, no. Josiel? Uiala. De più di 1000. Credo mia! De più di 1000. 1100 di più. Telefonini. Quante Mi 1000 mando un persone? saluto. Quante 1000 persone? Allora da depide 3.000 Depide persone 3.000 in Takai persone. con altri qua. Ecco. Mi mando un saluto a quelli della Modello Penei di Bento Gonçalves, Bridgestone, Firestone, fuori di strada, agricola, le macchine pesate, qualche tipo di pneu teocati in te a Modello Penei di Bento, quante a regione Tusi, Reverento, a Bento. E polivalente del nostro amico Bibiano Deitos, supermercado che tem o conceito de ser o mercado da famiglia de Santa Rosa, pensa num polivalente, va bene? Ascolta, dobbiamo parlare del cardappio anche ancora. Ah sì, Perché non so Che se... ne lo che No, stasera? ma ascolta, Marino avevi visto che Marino mette su roba nuova, bisogna spiegare. È lì che c'è tanta gente di vede menantri. Bisogna Per via spiegare. di Marino, figurino. Ma bisogna nuovo. spiegare perché che l'è cosita. Ho fatto un viaggetto alla Francia, Ah sì, eh? in Europa. Sì. Sono da insieme. Impara su un po' Anche Marcellino va in Francia. Ecco. E allora l'endalate che ha fatto un corso di culinaria, né? Proprio. Perché che mi sono con che roba Sobio qua? de cargo per fare Sì. in portoghese. Perché? Prima era cuciniero. Ah, sì, cioè, ma ho sentito che c'è pispusa de Ma mangiare. adesso sono Promovesto? chef de cucina. Ah, Master chef de Marino. Chef de Master cucina. chef. Master chef. Master sì. Chef Marinho. Marinho, Ecco. aspetta, voltati un pochettino. Sì. Se o Drio vede la pennetta del pappagallo, combina con la camisa, con le scarpe e tutto quanto, mutande rosse anche quelle o no? Sarà che lì Bam al di mal viene a prendermi? E allora abbiamo fatto sto viaggio a Francia, né? Abbiamo fatto sto corso. Francese, Ecco. E siamo andati anche a Italia, Sì. perché ha fatto il gruppo su che ha fatto il corso, lei ha fatto un pranzo dentro il Coliseo per 250 persone. Sì, sì, È vera? sì, sì. E allora ancora stasera gli ha preparato un mangiare di là, che te che imparare là. Ciapalvina, sì, pane sulla, ciapalitro. Che te che- un mangiare che te che imparare là. Allora, sì, parla conta via. che Marostica, ascolta che lui vuol parlare. Ascolta Marinho, parlati. Le vacche a Toladé con mangioche. Va che a Toladé, Con mangio che Parliamo anche a salata. salata allora fe ok. salat, Radice, chicorie con cebolè. e Segolè. vin. E vin, vanni sul. Va bene? Ed è dolce? Effetto dolce anche o no? Sì, femo dolce. Ecco, femo cosa dolce. allora? Femo Saguè. perolé au vigné con Perolé au sangue. Ascolta bene. Tutto in francese. Ascolta È bene. al francese. Allora arriva Renton, un cristiante a bodega, domanda vin, e dopo vin, e dopo ancora vin, e l'era sfinito di tanto vin. Allora c'ho il bodeghero che ha domandato, ma per cosa che te bevi tanto cosita e tanto vin? Perché? E ha detto, perché? Perché è una questione di vinganza. Vinganza. Sì, cioè. Sarebbe come vinganza in italiano? Buon, questione di vinganza. Allora il bodeghero dice, ma vinganza? Come così? Cobrarsi. Cobrarsi, Dio cobrarsi. Me go cobrar. Sono Dio cobrarmi. Già sì che vinganza in italiano, Detto, me go ma- cobrare. allora il bodeghero ha detto, ma vinganza? Come così? Ha detto, è che il vin è già finito a vita di me pare. E mi adesso vuoi finire col vin.
Ma Rostica, Parla ancora che abbiamo scompartito, dopo mi va o banda aí. e mi tocca andare a tendere i miei cucinieri la via perché adesso sono... Ah sì, adesso sei di far un pulire. cargo È importante. importante. Allora, Bisogna scompartir e marcar due amici. Ecco, che a fin della live che se sorteio di due regali. Due persone differenti Arali. che guadagnano Arali questo regali. regalo. Ma se mica peinelle, che? Basso e pancotte che si dice Edoardo, un struconasso a te, va bene? Mi va o banda i suonatori. Vai là. E vai così, Va vai bene. comandare a turma lá. Qua Josiel, qua con altri e l'ora. Estamos indo bem, né? Passando de 1000. Isso é maravilhoso. Mais de 1000, tio. Tava 1.100 já. Já rapaz. tava 1.100. Tô tentando acompanhar a galera aqui, mas não tá fácil, bicho. Maravilha. É. Wilson, tá contente, Wilson? Show, né? Maravilha, dia dos namorados, que um vinho em casa com a esposa, a sua eterna namorada, a gostoso, nona né? eterna namorada, lembrando do tempo do namoro, do caso. Depois nós vamos falar sobre namoro, a importância do namoro. É isso aí. Qual é a música que nós vamos fazer agora? Eu tenho duas aqui. Tem uma que o público pediu. Opa! Eu tava acompanhando aqui. E já que estavam falando da comida em francês, também tem uma em francês. O que? Duas. Roupa nova. As duas? Pode fazer duas. Então vou fazer. Eu acompanhei aqui, Juliana Caron pediu um Roupa Nova. Nossa. Que é lá dos anos 80 e tem muita recordação. Não é linda. Né? Não, é a força do amor. A força do amor. A força do amor. Show também. E posso Valeu. seguir com Edith Piaf depois. Duas, vai lá. Vamos lá. Simbora. Abriu minha visão, o jeito que o amor, tocando o pé no chão, alcança as estrelas. Tem poder de mover as montanhas. Quando quer acontecer, derruba as barreiras. Para o amor não existem fronteiras. Tem a brisa quando quer, não tem hora de chegar e não vai embora. Chamou minha atenção a força do amor, que é livre pra voar, durar para sempre. Quer voar, navegar outros mares. Dá um tempo sem se ver, mas não se separa. A saudade vem, quando vem não tem volta. Mesmo quando eu quis morrer de ciúme de você, você me fez falta. Não é questão de aceitar, sim, não sou mais um a negar. A gente não pode impedir, se a vida cansou de ensinar. Sei que o amor nos dá asas, mas volta pra casa. Chamou minha atenção a força do amor, que é livre pra voar, durar para sempre. Quer voar, navegar outros mares. Dá um tempo sem se ver, mas não se separa. A saudade vem, quando vem não tem volta. Mesmo quando eu quis morrer de ciúme de você, você me fez falta. Sei, yeah.
não é questão de aceitar. Sim, não sou mais um a negar. A gente não pode impedir. Se a vida cansou de ensinar, sei que o amor nos dá asas, mas volta pra casa. Sei, não é questão de aceitar. Sim, não sou mais um a negar. A gente não pode impedir. Se a vida cansou de ensinar, sei que o amor nos dá asas, mas volta pra casa. Mas volta pra casa. Pode ser mais uma? Mais uma, vamos lá então. Já que nós estávamos falando de comida em francês, né? Vamos lá. Simbora. Deux yeux qui font baisser la mienne, un cri qui se perd sur sa bouche. Voilà les portraits sans retouche de les femmes à laquelle j'appartiens. Que tenait près dans ses bras, il me parlait tout bas. Je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Et ça me fait quelque chose. Elle est entrée dans mon cœur, humée par tes bonheurs, dont je connais la cause. C'était pour moi, pour elle dans la vie. Elle me l'a dit, la chérie pour la vie. Dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. Elle est entrée dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'était pour moi, pour être dans la vie. Elle me l'a dit, la chérie pour la vie. Dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Maravilha, que espetáculo! Italiano, brasiliano, francês, inglês, um pouco de tudo, né? Moveca Decor, mais comodidade, conforto, tranquilidade, confiança nas compras realizadas pela internet. Esse é o nosso objetivo, fazer com que você entenda que essa empresa é serafinense e através da loja virtual Moveca Decor, onde são comercializados móveis e itens de decoração de interiores, aliados ao bom gosto, ao teu arquiteto, bom gosto da cliente ou do cliente,
A gente faz o produto que você realmente gosta e quer e a sua casa merece, com um bom vinho, Dia dos Namorados, etc. Tem que ter um ambiente tipo lar, doce lar. É ou não é, Renata Fã? Diga lá. Oi, pessoal, todo mundo me pergunta o que eu seria se não fosse apresentadora de TV. Eu seria arquiteta. Eu adoro decoração, mistura do clássico, do moderno, e eu recebi um conjunto de mesa e cadeiras da Moveca Decor incrível. Só posso agradecer imensamente a Moveca, entregaram no prazo, qualidade nos móveis, o acabamento que eu escolhi, o atendimento personalizado e tudo online, sem precisar sair de casa, correr risco. Eles têm tantos produtos e tanta coisa bonita que vale conferir o site, vale conhecer as coleções. Moveca, esse é um ambiente individual, eu faço as minhas refeições sozinha e eu vou aproveitar muito esse espaço. Muito obrigada, um beijo, valeu! Ecco, che spettacolo, che meraviglia! Noi avevamo un poema bellissimo, Maridarsi sti anni del poro prete Gioan Leonir dall'alba e dopo Gente di mare. Una bellissima sonata che sei al punto. Mandiamo i nostri patrocinadori un minutinho solto, non mi seguita, vai là, Josiel! Minha vez? Não é! Me dá! Não! Minha vez! Não é nada! Não é! Para! No caminho tem Buffon? Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. Ehi, maravilha, maravilha. Proprio così, spettacolo. Siamo di ritornare. Vieni qua, torna in Drio. Senza il microfono. Atta-si senza il microfono. Sì. Anzi, volevamo parlare di vin, in nome della vinicola Vanni Sul. Bisogna che andiamo là con perdedine. Sì, no, anzi bisogna che andiamo in a Flores da Cunha, proprio così, E noi adesso andiamo a parlare sopra una curiosità del vin, che viene del libro del frate Arlindo Battistel. Arlindo Battistel. Ecco, proprio così. Che se
uva e vinho, una curiosità importante. Non è che scommissia la uva, com'è che pensare in fare il vino? Allora con la forza stasera da vinicola Vanisul, digita là, vinicola Vanisul. Vede che struttura, che infrastruttura che ha. E che vin buon che qualità. fa, di qualità, proprio così. Un struconasso a tutta famiglia, dal Bo, che anche andiamo a sapere solo il cognome dal Bo, origine del cognome. Che avevamo ancora frottole, che avevamo ancora sonate. E che avevamo ancora un premio, Due regali regali, per mandarvi a Valtri. Per chi scompartisse e che commenta, marca 2 amici. Era là il regalo. Che bellezza, era qua. Che meraviglia, guarda. 2 schicci da basso pancote. Che lei sora il vin, anche i chicci. Che lei sora il vin, anche il chicci. Allora, dimmi. As videiras têm origem na Ásia Menor. Na história, temos notícias de vinho e uva desde tempos imemoráveis. A Bíblia faz várias referências ao vinho, ressaltando seu aspecto lúdico. O fato mais hilariante é a história de Noé, que saiu da arca após o dilúvio e logo se embriagou. Ma faria ciuca anche a me? Sabe que Gavesti vai para Espanha ou não? Não ancora. Se no... Os romanos, com certeza, legaram uma ampla tradição no cultivo das videiras e na confecção do vinho na Itália. No fim do século XIX, a maioria das famílias do norte da Itália cultivavam videiras e faziam vinhos, uma das poucas fontes de renda familiar. Na época. Daquela época. Ecco. No Brasil, os luso-brasileiros e alemães já cultivavam videiras quando os imigrantes italianos chegaram, a partir de 1875. No entanto, foram os imigrantes italianos que desenvolveram e difundiram o cultivo da videira no Brasil. Allora, melhorar, aumentar, vero? E difundir. E avere il suo conhecimento, giusto? Quando os italianos chegaram ao Rio Grande do Sul, foram assentados na selva. Encontraram um clima bem diferente daquele que havia em sua terra natal. As castas nobres da Itália não se adaptaram no Rio Grande do Sul por causa do terreno, da umidade, da falta de fungicidas, inseticidas, sulfato, máquinas apropriadas e dinheiro para investir no setor. Não havia arame, pois isso fazia a armação de madeira rachada para sustentar as videiras, e isso exigia muita mão de obra. A uva Crinto, Isabela e Francesa foram variedades que melhor se adaptaram aqui e foram cultivadas em grande escala. O vinho derivado dessas uvas era um pouco ácido, mas com algum cuidado e algumas correções obtinham um excelente vinho. Aos poucos, o setor vitinícola foi se aperfeiçoando e progredindo de tal maneira que no Rio Grande do Sul tornou-se o maior produtor de vinho do Brasil. A qualidade do vinho atualmente é excelente e pode competir com as melhores marcas do mundo. Maravilha! Maravilha quel che City Center. Me parlo sempre quando vou em volta. Tu pegar um vinho, olha na rotulagem, se falar lá, se você ler Serra Gaúcha, pode comprar, que é vinho excelente. Guarda que bela E a botella. vinícola Vanisul está inserida na qualidade do vinho. Acabou o tempo que Vinatis Marci, que fez o Brontolão, que meteram dentro água, que não sei o quê. Acabou. Vinho de qualidade. Só se faz vinho de qualidade. Por isso que o Rio Grande do Sul está hoje em primeiro lugar na qualidade e produção, na quantidade também, né? Na quantidade. De vinhos do Brasil. Próprio velho. A nossa... Taco a taco, galera. Taco a taco. Qua che vinha per tutti i cantoni, che è un gnocco di terra là rento na vigna. Wow. Ecco, cositas, ou Atusi. Va bene? Vinicola Vanisul,
Descendentes de italianos vindos da comuna de Vittorio Veneto, Itália, família Dalbó começa a cultivar suas próprias videiras e a produzir vinhos em Flores da Cunha, na Serra Gaúcha. Com o passar dos anos, cria seu nome para o vinho, homenageando o patriarca da família, el nono Vani Dalbó. Hoje, os vinhos Vanisul são comercializados em todo o território nacional, em alguns países do Mercosul, um brinde alla nostra salute, proprio così, guarda qua, i nostri vini della Vanisul, e guarda che le anni che noi beviamo questo vino qua. Bottiglie, litroni, garrafoni. Garrafoni, dopo che ne il Niagara, che ne il Niagara, Moscato giallo. Che ne il rosé. Il Bordeaux, il Bordeaux, rosé, bianco, ben. E fa anche il nostro vino, ma fa anche mosto di uva. Ma fa un... E fa anche il suave, che non altri qua da nostra regione qua, e il suave non lo bevemo mia, lo vende di più fuori, va bene? Mia vero questa cosita. Loro ancora special, Sora Vinicola Vanisul Vinhos e Sucos, va bene? Guarda là che bellezza, guarda che infrastruttura che ha. Mostra ancora, José. Mostra ancora, José, vai là. Vinicola Vanisul, che stiamo di vedere qua, che spettacolo. Guarda che sta qualche pochettino di vino, un pezzo di cucciarata di vino, no? Douglas, tu hai visto? Maraviglia, guarda lì, bello, guarda lì. Vinicola Vanisul, bianco, rosé, Bordeaux. E il mosto di uva, a me mi piace gran tanto il mosto di uva bianco su di loro, il tinto e anche il bianco. Buon, a finale del nostro filoghe, se che... Sorteio. Due regali. Avete ben che visto il regalo, no? Sì. Guarda là. Chi che scompartisse e marca 2 persone nei commentari. Guarda che bellezza. E chi che dà i regali è... Basso Pancote, distribuidora di prodotti agropecuari per tutto il Brasile di più di 10.000 itens. Che allora... Stival Baspan bota super level meglio Stival che sta in tel Brasile. Ringraziare a Basso e Pancote, la nuova lavorata che abbiamo fatto il filò. Là anche una nuova lavorata. Giusto. Edoardo Brandalero, lui che ha dato Drio che lavoro lì, che mi ha aiutato gran tanto, e tutta l'equipe da Basso Pancote. Saluto a Jair, un saluto a Oneide, a tutti loro là. Che meraviglia. Ma così te Mario! Oh Mario! Mario, si tu dove che te che la roba nuova. Marco Marsaro qua con la... Grande equipe, grande Marinho da tender adesso. Ah sì, Sì. Grande equipe, grande mi è facile fare a dire, no? Sì, lui adesso è tutto. Facciamo il seguente. Qua Marco, vieni avanti. Prima di parlare qualcosa, mi vorrei fare un antes e dopo do Marinho. Un prima e un dopo. Gnello come? Vieni qua, Marinho. Vieni qua in mezzo, ti stai in mezzo, Marinho. In mezzo, là, in mezzo, ben in mezzo. Il nostro tecnico José, fai un antes e dopo se tu consegui lì di ultima ora. Prova, guarda che mi sto. No. Ma te toccaria despedirsi de Torrove lì? Ma legame testi via come si può. Ma sai che un ricordo. Adesso mi so perché è robe nuove. Perché l'ora? Perché a Bascina che ha dato dei giorni dei morosi. Vuoi idea che le sta o no? Maraviglia, cioè, Posso a parlare. Da Loggia Paludo, Sì. Oh Marco, de dove vedeli? Ma guarda che ne qua città che finisse P. Non so se diciamo tutte. Gallo città nuove, Ma che ne città allora nuove. vai, loro quei casi vuol sapere. Vuol sapere. Rio de Janeiro, capital, Sarandi, Carlos Barbosa, Paraí, Brotas, Catanduvas, Casca Lajeado, Iraceminha, essa série de escolto, Espumoso, Renascença, Doutor Ricardo, Cotiporã, São José do Ouro, Campinas do Sul, Canoas, Bento Gonçalves, Guaporé, Pedras Grandes, Maquiné, Canarama, Canarana, Mato Grosso. Mato Grosso, 13 de maio, Coronel Vivida, Porto Alegre, capital, Serafina Correia, Garibaldi, Flores da Cunha, Nova Araçá, São Domingos do Sul, Primavera do Leste, Eldorado, Toledo, Caxias do Sul, União da Serra, 2 vizinhos, Quilombo, Taquari, Farroupilha, Mallet, Paraná, Rolante, 3 Arroios, Nova Araçá, Xanxerê, Passo Fundo, Quilombo, Sorriso, Lajeado, Itaipulândia, Paraná. Aratiba, Marmeleiro, Taquara, Nova Brécia, Garibaldi, Caxias do Sul, Constantina, São João da Ortiga, Montenegro, Porto Belo,
Londrina, Farroupilha, Casca, União da Serra, Nova Hamburgo, Estância Velha, Sertão, Barra do Rio Azul, Arvorezinha, Vila Maria, Canudos do Vale, Salto Veloso, Maripá, Ipumirim, Medianeira, Putinga, Eldorado do Sul, Frederico Westphalen, Chapecó, Água Doce, Jari, Erechim, São Paulo, capital, Maripá, Encantado, Guaraciaba, Serra Alta, Maracaju, Mato Grosso do Sul, Marau, Arujá e Vila Flores. Aspetta. Quando capio bem, na città chamada de Marau, anche di ascoltare. Ascolta bene. Douglas, velho. Ascolta bene. Una volta che era un cristiano che aveva un strumento di lavoro grande. Il suo strumento l'era grande, no, l'era grande. Quando mi parlo grande, Un piccone, mi dico. No? lei aveva un mestiere grande. E allora lui lo intorceva su di qua, intorceva su di là. Conto intorci mio. E allora vai e tira, e finché un giorno che pestea addosso. Sì. E allora tocchia mandare tagliare perché non era vita. Tribulamento che te lo Trappagliera. E allora ciò è andato dei dottori, farsi mostrarsi, per far sapere fonti che non è vita così, non mi marito qui, sono scapolo, bisogna che catto una amorosa, che catto una donna, che mi marito anche a me. Vede che lavoro là le Ma non è mai visto, perché lui non è mai mostrato, se no si copia. Ma infatti ciò è andato da questo dottore che lei era un chirurgione plastico, lei era un chirurgione plastico. Specialista. Quando si arriva là, io ho chiamato dentro che ha detto, ma l'ho detto quanto? Che ha scominciato, lui di più, no, che ha detto, no, è possibile. Allora io me ne rento nella sala di chirurgia, che ha detto, qua, buttati da qua. Cioè butta fuori, quando che cava do robe, sai che quando vai in sala di chirurgia, e te cavano tutta roba. Loro non sapeva più quante gambe che ne era là, e era persi. E allora, no, qua bisogna che tagliamo, ho detto, qua tagliamo, non sta a pensare che non ti assiemo al punto, ti deve essere un uomo contento, ti deve maridare, ti deve avere famiglia, se Dio vuole, non sta a pensare perché tanto lì assieme hanno altri. Buttati da qua, chiama il dottore che ha detto da fare un 150 inserti. Mais o era meno. vero, dottor Paolo? Dottor Elio, dottor Paolo. 150 inserti. Ciò te quella e chiama l'anestesista. Sì, allora levanta la indormia, che dà l'indormia, levanta sulle cotole lì una seringona così, una puntura, no? La schiena così, roba che mi viene fuori da panza qua, e conforme andiamo là andando, l'uomo è detto, wow, caputo. Ciò te quella, bellezza, tira via da lampade, fermiere, mestieramento, tinta, allora te quella, la infermiera, la capisci, scampa via, sta solo i due uomini lì. I due dottori. I due dottori. Allora ciappa il bisturi, la rincia, il bisturi là per tagliare. Allora quando che va a tagliare, che altro dice pian, tieni! Sicuro che? Ma avete tagliare dove qua? Perché che ha detto? Se che mi smentegai di domandare come che lo voleva. La lunghezza che voleva usare il strumento. Allora ha detto, ma adesso femo che l'altro smaia morto. Lungo stiamo, ma adesso, ben, ma no signor, te che ragione? No dai, e tu fa così, va là il corridoio là e chiama una infermiera. Te quella il VAR, te quella viene a Monica. Ciao. E vede sto mestieramento là, quando viene dentro la monica, la guarda così a scampa, fuori per porta. Ma signor, vai in cerca, finché che chiama una infermiera. Viene la infermiera, c'è una infermiera. Di quella la guardare, qual è il problema? Che detto è che noi che abbiamo fatto, tocca fare la cirurgia per tagliare, il gatto smaiacola. L'anestesia con la indormia che avevo mia domandando e tagliare a lunghezza quanto sapete che si una donna che si infermiera dimmi dove che si cavaria di tagliare e lei ha detto
daria mia par slongar le gambe? No. Stasera ben ci appaia. In plena sera dei morosi. Sì, Demo banda ai suonatori. Adesso delle ore di musica romantica. Musica romantica. Douglas, pusha una là, vai. Dai. 1987. Noi che siamo gente di pianura, navigatori esperti di città, il mare ci fa sempre un po' paura, per quell'idea di troppa libertà. Eppure abbiamo i sali nei capelli, del mare abbiamo le profondità, donne infreddolite negli scialli che aspettano che cosa non si sa. Gente di mare che se ne va dove gli pare, dove non sa. Gente che muore di nostalgia, ma quando torna dopo un giorno muore per la voglia di andare via. Quando sto in sua compagnia, in un seus olhos me deixou brilhar. Eu vejo aquela estrela fantasia, mesmo sabendo que ela não está lá. Felicidade brilha no ar como uma estrela que não está lá. Conto de fadas, história comum, como se fosse uma gota d'água, descobrindo que é o mar azul. A noite siamo gente di pianura, navigatori esperti di città. Il mare ci fa sempre un po' paura, per quell'idea di troppa libertà. Eppure abbiamo i sali nei capelli, del mare abbiamo le profondità, e donne infreddolite negli scialli che aspettano che cosa non si sa. Gente di mare che se ne va dove gli pare, dove non sa. Gente che muore di nostalgia, ma quando torna dopo un giorno muore per la voglia di andare via. Quando sto in sua compagnia, e nos seus olhos me deixou brilhar. Eu vejo aquela estrela fantasia, mesmo sabendo que ela não está lá. Felicidade brilha no ar como uma estrela que não está lá. Conto de fadas, história comum, como
se fosse uma gota d'água, descobrindo que é o mar azul. Felicidade brilha no ar, dove pare, dove non sa, gente che muore di nostalgia, ma quando torna dopo un giorno muore per la voglia di andare via, per la voglia di andare via. Gente del mare. Spettacolo maravilha! Giorno dei Morosi, mese dei Morosi, Lojas Paludo, Festival de Botas Paludo, mais de 2.000 modelos, com até 50% de desconto, conforto e produtos de excelência, com qualidade. Marcas Ramarim, Dakota, Via Marte, 10 vezes no cartão. Hein? Lojas Paludo, Festival de Botas, é na Paludo, sua moda, seu estilo. A Didnet, provedor de acesso à internet com tecnologia fibra ótica. Mig Plus, ração para animais. Bota super leve Baspan. Polivalente, o supermercado da família de Santa Rosa. Vodka Raiska, vodka da melhor caipirinha. Rede de postos Buffon, quase 90 postos em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Pian Alimentos, ação para cachorro e gato. Hein? A gente entende este amor. Hein? Bravecto, trata, previne e controla pulgas e carrapatos de cães para mais de 90 dias. Modelo pneus de Bento Gonçalves, linha Bridgestone e Firestone agrícola fora de estrada. O pneu que você precisar, você encontra na Modelo Pneus de Bento Gonçalves e Moveca Decor. Mobília para a casa, móveis e decorações Moveca, um e-commerce, venda via internet. Fala com o Luciano ou com a Simone, movecadecor.com.br. Nós temos um poema, próprio cita, um poema, del Poro Prete Joan Leonir dall'Alba, del libro Stiani in Colonia Bellissimo. Atenção, nono, altri che si maridai a 30, 40, 50, 60, 70 anni. Adesso mi ve conto, ai tusi e le tuse, de come sti anni sende amorose. Andando alla mesa, na occhiata de sbrizio, era davvero un bel scomissio. Na sciacola curta, andando a cavallo, che bella zeela, querta col sal. Il sial. Dopo 3 volte bisogna andare, cattarla in famiglia, parlar con suo pare. Ella la fa i grustoli, lassù in cucina, e il toso, con suo pare de ella, i beve do in cantina. Mai che se parla, tra luri da soli, quanta vergogna, soltanto un'occhiata, la par che i consoli, perché i sedrio far l'amicizia. Ma dopo 6 mesi tacca a parlar la tosa, vien vecchia, a che vuol maridar? Allora la dotta che tocca comprarse, ma tante cosette bisogna pur farse. Intanto il moroso al sabato sera, il vien a cavallo, il par neanche vera. Una bella colonia, cavallo in selà, la zela so parte che al toso i dà. I fa la sua casa darente a fontana, mesa piccoletta, ma al sol, ben sana. Adesso è ora di andar maridarse. Se chiama i compagni, se fa il da farse, e il prete in chiesa e gli dice di sì. Vardè star uniti finché morì. Buon'ora se torna, far festa contenti, e sposo, la sposa, compari e parenti. Adesso a sua casa, guarirse le pene, far tanti fioletti, volerse gran bene. Bellissimo, non è vero?
proprio così. Mica faria caro di domandargli a Marinho che venisse qua adesso, che non si faria una ciacoletta sora morosi. Marinho. Sì. Marinho. Parliamo a quei casa sora i morosi. E mica faria caro che Douglas e Wilson fessero una sonata sertaneja. E che ne tante. Tanta gente che piace la musica sertaneja, come loro classici, loro suona di tutto. La sertaneja radiza. Radiza che cada sonata sertaneja ha una storia. Una storia. Una storia. Le musiche sertaneje in cui che non ti volemo desmeritare. Ma quelle della volta. Ma la storia, la nostalgia, come non anti si aveva quando si catena amorosa, quando che anche col papà, con la mamma, quante storie belle che è musica sertaneja. Douglas Missol canta il coro dei boy, non canta diversa, vero? Mi vorrei domandargli a quei casa, vocês de casa, já explicaram para os filhos a palavra paquerar? Sim. Hoje não se ouve mais. A palavra paquerar. Está me paquerando. Olha só. Il megastro cade oggi. Se mandati abraceto. Ele me acompanhar. Gavemo ballar insieme. Seguimos ballar. Seguimos parlare. Ele me ha dato un basetto. Sì. Non il basetto, bem dopo, vero? Sì. Vanti. Quanto mais tempo a gente passa, mais complicado de entender como era o namoro. As intenções, o respeito pela namorada e vice-versa. O respeito de saber dos pais, a opinião dos pais sobre o comprometimento do casal, se podiam namorar ou não. Sim. O pai dizia, não está falando malamente. Ecco. Malamente era tipo passar via del limite. Rispettar le tose. Namoravam no sábado, longe, distante, só conversavam. E até que o nono, a nona, o pai, a mãe, alguém ficava aí. E depois, quando era hora de dormir. Sim ou não, Marinho? Sì, ma vanti ancora derivare tipo tendei al collegio, tendei a scuola insieme e te sai che a scuola sempre te che la tatina te vien come tipo quella là mica varia e arrivare a rente della tipo metti via 1 metro e vieni sul pel de oca. Sì, ciao. Vieni sul pel de oca. Sul parivarghe da rente senza toccarla. Della emozione, tipo, ma signor, sarà che un dì posso mia innamorarla? Rivaga rente 1 metro, il pel de oca. Mia mega toccata. Sì. Baixinha se di ascoltare, scusami, ma tatin, piccenin, là de 12-13 anni di andare a scuola lì, del primario, ti riverente a tatina che te volevi bene, mais ou menos. Per amor di Dio, il pel de oca venia su. É vero. N'altra cosa, olha só, o pai e a mãe não deixavam a filha ir ao baile sozinha da família. Neanche pensar. Neanche pensar. Amor de Dio. Tu pode sim ir ao baile, desde que tenha alguém que vá contigo. Sim. Alguém da família. De preferência, um fradel. Irmão, alguém da família. Fradel homo. Que allora ele sentia segurança al papà. Olha só. Não era desconfiança, era costume. Costume. É bem assim. Sim. Então, o namoro de muitos anos atrás, ele mudou demais. Agora, uma coisa que eu acho importante é que deveria continuar o namoro. O namoro, ele não veio para parar. Existem coisas que elas existiam há muitos anos atrás e que elas continuam até os dias de hoje. Eu penso, né? Que o namoro devia continuar. Claro. Hoje em dia é muito fácil, conhece uma pessoa pelo WhatsApp, 2 e 3 estão morando juntos. Uma de São Paulo, aqui do Rio Grande do Sul. Vem pra cá, já vai morar na casa do cara. Se conheceram pela internet e no dia que ela chega, ela vai morar com o cara.
A probabilidade de dar certo é quanto por cento? Quase zero. Cada um faz da sua vida o que ele Quase quiser. zero. Agora, quem puder namorar, porque Sim. o namoro é para conhecer a Il pessoa. namoro, come che vamos parlare di namoro le para conhecer a pessoa. Será que vou dar-me bem com a pessoa? Será que sou Deus escolher a pessoa certa? Não adianta te dar lá e muchar-te su e quando 15 dias vai partir-se. Sim. O namoro é para conhecer-se, para saber, será que vai dar certo? Será que não podemos constituir na família, capio? E a família é a base de tudo, gente. A base Sim. de tudo. Um fiol, quando ele ganha a família com uma base forte, para 90% Dá giusto. dá giusto. Dá giusto. Dá Continua. giusto. Se perpetua, né? Uhum. Bem cosita. E que tristeza, É concreto, é que forte. tristeza, um casal, pimba, um fiol. Se dá, se não dá. O fioleto lá de 3, 4 anetti, o papá na banda, a mamma para aquela outra, o fiol. Proprio cosita. Como é que ele vem su? Como é que valori valo aver aquele fiol lá? È logico che nei casai che si spartisse e continua a volersi bene, Sì. continua a essere amici e slevando i fioi, un per una banda o per l'altro, slevando i fioi. Allora che ne ancora questo, sì, che ne. Adesso che perde l'è il fiol. Il fiol. Che perde l'è il fiol. Allora, tem como garantir que não vai ter a separação? Não existe isso. Não tem como garantir que não vai haver a separação. Não, isso. Ha detto un amigo Ma mio una per quella volta è che ha detto... l'importanza del namoro. A importância do namoro. Ha detto così, la cosa più certa del casamento è la separação. Allora ha avuto che va a maridarsi bem che pensando che va a spartirsi. Sì, sì. Então, estamos falando da importância do namoro. E daí você tem que quebrar os pratos que se quebre durante o namoro. Sì, Ecco. Va bene? Avanti di costituire una famiglia, avanti di avere fioi, che dopo allora la vita la E dopo torna sì, sarà eterni morosi. Sì, per sì, sempre. Sì. Noi altri volemo qua a nostri amici, perlomeno vuoi ringraziare a Dio. Opa. Vou catar la piccinina, Ah, sì, la beh, bacinha. ecco, bravo, resta La contenta bacinha. che ti ringrazia Dio. Ma è eh. vera bacina, non sta a catar che mi sono di contarti balotte. Adesso vuoi ti vede Ah, parlare sì, della a Gisa, Gisa. ringrazio anche a me, a Dio, Ah. va bene che a Gisa. Sì, ecco, così, sì, sì. sì, sì. Ecco. Se No, meritiamo no, neanche le donne che avevamo, mia, vero? Lega tanta pazienza perché noi come che siamo sempre In funzione di una roba all'altra. Sarà che Roger Trevisan e Marco Marsaro, anche loro, sarà che si degni delle donne che ganno? Tutti pieni di fiori. Vorrei di mandare a ele. Sa che Carlon, sta bene Carlon? Mandare un saluto a Carlon. Restaurante do Clube Gaúcho, ristorante di Veneto a Serafina Correa. Venha visitar Serafina Correa, nós temos para recebê-lo no restaurante do Clube Gaúcho, ristorante di Veneto. Proprio la semana ben del bon. Sì, proprio sì, così. sì, sì. Demo i suonatori. Demo i suonatori. Mica un'altra frase da contare dopo. Opa, dopo da suonata. Sì. Compartilha, scompartissi, passa avanti, che dopo che abbiamo 2 regali para sortear qua e abbassa o pancote. Va bem? Vai lá, Douglas! Vamos lá, então. Já vocês falaram antes aí de música sertaneja, raiz. Nós temos que lembrar que o sertanejo não é apenas o sertanejo nosso. É o sertanejo nordestino, é o sertanejo do Brasil em si. E tem uma música aqui que já foi gravada por Chitãozinho Chororó, pelo sertanejo lá de São Paulo, Jair Rodrigues, pelo sertanejo do Nordeste. E eu queria muito fazer contigo aí, meu compadre Wilson. Vamos lá? Simbora assim, ó. Aô! Pessoal em casa, canta com a gente, por favor. A maior viagem que a gente tem é quando viajamos para dentro de nós mesmos. Meus pensamentos tomam formas e viajo, vou pra onde Deus quiser. Um videotape que dentro de mim retrata todo o meu inconsciente de maneira natural. Tô indo agora pro lugar todinho meu. Quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta, sintonia de pardais, cantando para
majestade o sabia, a majestade o sabia. Tô indo agora tomar banho de cascata, quero adentrar nas matas, aonde Oxóssi é o Deus. Aqui eu vejo plantas lindas e selvagens, todas me dando passagem, perfumando o corpo meu. Tô indo agora pra um lugar todinho meu, quero uma rede preguiçosa pra deitar, em minha volta sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sabia, a majestade o sabia. Esta viagem dentro de mim foi tão linda, vou voltar à realidade, pra esse mundo de Deus. Pois o meu eu, este tão desconhecido, jamais serei traído, pois este mundo sou eu. Tô indo agora pra um lugar todinho meu, quero uma rede preguiçosa pra deitar, em minha volta sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sabia, a majestade o sabia. Tô indo agora pra um lugar todinho meu, quero uma rede preguiçosa pra deitar, em minha volta sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sabia, a majestade o sabia. Pra terminar, meu irmão. Tô indo agora pra um lugar todinho meu, quero uma rede preguiçosa pra deitar, em minha volta sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sabia, a majestade o sabia. Com a Roger Vivante, espetáculo, é. Maravilha, Douglas e Wilson, Doug Wilson. Minha facile fare la pronuncia. E a câmera, Josiel. Josiel, passa un'altra qua, Josi. Ecco. Maravilha. Adesso Maravilha. sì. La intacca là, sì. No, ma gente, Valci devo parlare dei morosi. Sì, mio marito di parlare di morosi, e allora che ho dato che? Francisco Peppi Mesari. Non so Francisco o Francesco? Francisco Peppi. Ah, è? Non so da che sei. Sì, di dove sei? Gaudito Allora, che ha scritto così. Una volta il moroso diceva morosa, te a strada devi andare a casa distante. Sì. È scritto qua. Uh-huh. Qua. In altro qua via. 1,5 metri di distanza. Passia quasi una carezza in ecco, mezzo. Ecco l'altra là. E parlei, a maniera distante, se finì gli assunti e parole. Sì. E allora uno diceva con l'altro, però senti che ventin che viene. Via così, senti che ventin. Sì, Proprio le storie che vediamo qui adesso. Né? Mi vera? Sì. Che storie lì. Ha cambiato tutto. Ha scambiato. Ha scambiato tutto. E le cosite. Va bene. Avanti. Ascolta, allora che era un cristiano. Un cristiano. Arrivare in la bodega a domandare una tassa di vino. Bicerò di vino. Gito ghetto vanno sul sighe, qua butta là una tassa di vino. Quando che finia un bicchiere, piantè a man scarsera, tira fuori un ritratto del Verdè, mette via, dammi un'altra. E vanti. Quando finia quella, piantè a man scarsera, tira un ritratto, Verdè, mette via, dammi un'altra. Insomma, tutta la notte così. Allora che ha detto... il bodegabe veste un 20. Ma sempre il Vardea.
e sempre il Vardea. E allora il bodeghero ha detto, ma cosa, Ghetto, che quando che ti domandi una tassa di vino che ti hai finito di bere, ti guardi un ritratto. Sono andato a guardare a Madonna quando che viene bella le ore di andare a casa. Douglas, è l'ora di andare a casa o no? Ancora no. Allora... N'altra. Dai, vai. Mario! Vieni. Ven qua, Mario! Ven qua. Mario, ascolta, allora se tu arrivi a casa ancora ti ciuco che a tua donna te mia verto e porte, no, vero? Sì. Mi tocca dirti, serio, Mario? Mi tocca dirti che un dì siamo andati a... No, vero. No, ancora mia a dire dove? Sono arrivato a casa, Tardi. ma era mia ben maritagna ancora. Ah quasi. sì, allora il tempo che era Sono gelosa. Sono andato a battere così, quando è che la mega guarda che te arranca da qui. Fin poi là te la arriva, perché mica un rivon che va dopo rivado che ne un piano. Sì. E l'auto? Come si chiama? Il parascioche? No, la descarga dell'auto la è destaccata di tanta velocità che mi sei nato da cattivo. Sì. No, di paura proprio. Allora un cristiano, lei arriva a casa. Lei arriva a casa. Sì. Maciuco, sfenio che non sapeva neanche dove che era a casa. Sì. Cioè arriva a casa e che aveva detto, guarda qua, un'altra volta che te mi arrivi a casa dopo le 9 da sera, te dormi fuori. Quando tu chega in casa depois das 9 da noite, tu vai dormir fuori. Orario di verão o di inverno? Di inverno. Che di verão, ma buon'ora. Allora calcula quanto cattiva casera. Perché se fosse 11, no? Sì, ma era da 9. 9. C'è una sera lei arriva a casa e 11 passai. Ma lei era strassinato, finito, in qua e in là, e pronto, quella, e l'ha data a finestra, lui batteva. E la tua finestra. E allora lui ha pensato, mi arrivo a casa adesso e l'ammessa mia viene. Allora ragazzi, qua metteste una mano di drigo così e batteva. E vai. E la venne stata finestra che ha detto, te godito, che se ti venivi in casa dopo le 9 ti dormivi fuori, adesso dormi in cantina, dormi fuori. E lui che manda e ha detto, amorzinho, amorzinho, abre a porta, amorzinho, que eu tenho flores para a mulher mais linda do mundo. Chama bicha, velho. Dopo di ciucolo diventa romantico. Allora, eu tenho flores para a mulher mais linda do mundo. Cioè, ela chega com moça, no? Vai guadagnare fiori, mi dico. Quando che va a battere di nuovo così, ela verde a porta. E lui le cascava. Lui le andava. Con l'andava a battere così l'è andato. De picco, che n'era il sofà, via in fondo è andato a 4 gambe insieme al sofà. Strasinaila l'ha visto che non era fiori, che era niente, fe apposta, no? Ha detto, cadê as flores? E io che ti cadê a mulher mais linda do mundo? Esse pegou pesado, hein? Maria. No, ma che ha fatto così? Ma sì, ma è solo storie. Niente vera. Douglas, prepara mais uma lá, Douglas. Pode ser italiano agora. Adesso pode essere italiano. Ascolta bene, noi avevamo un amico nostro, Franco Saccardo, che è un grande uomo che vuoi tanto bene, che piace del nostro italiano, della nostra cultura. Lui è del Veneto. E collabora tanto con il nostro filosofo. Allora noi ti ringraziamo, Franco, per tutto quel che ti fai per noi altri. Ecco. E a tutti i Giovà, no, che piace gran tanto del nostro filò, ecco, della nostra cultura, sia in Italia sia qua nel Brasile. Ma Franco ha fatto una intervista con un casal. Ah sì? Sì, un casal che ha visto una vita di un esempio di quel che non si era di parlare. Sì. Del tempo che non si guardava la bellezza o i soldi o il corpo. Sì. È vero? Niente. C'era guardarsi, piacere, volersi bene, maridarsi e vivere una vita insieme come che manda la legge di Dio. Sì. Ecco, rispettarsi. Che se la Rosalinda e Idalino,
della famiglia Menegusso, vero Marco? Ecco, de Monteberico de Flores da Cunha, qua a Rio Grande do Sul, che sono originari de Monte de Malo, Vicenza, Sì. Monte de Malo. de Malo, Malo è un 16 km da Vicenza. Ah sì? Sì, sei da Rente, Sei da l'isola Rente? Vicentina lì. Che è della seconda generazione, vero? E allora questo video sta fatto nel 2017 e lui, Idalino, è morto ai 27 di novembre del 2019. Allora Franco mi ha contato che lui, quando il gas cominciò a sentirsi che era ormai Era Dio partir. un dì che apparecchia una muccia di stellette per impiare il fuoco. Sì. Per impiare il fuoco, facile. Alla donna. Alla donna. Che apparecchia, allora lui sempre che apparecchia le stellette a ella, per impiare il fuoco. Stecchete. Stecchete, stellette. Sì. Ecco, Cada proprio. E un dì allora, ha detto, ma come che ti apparecchia tante così da ben de pi? Allora lui ha detto, ho paura che se mi va che ti manche, allora te ne apparecchia un belle poche. L'ho visto. Ecco, allora vuol dire che il sentia bene che andava e al medesimo tempo che non voleva che la passasse difficoltà senza lui. Ma di vedere che bel depoimento che noi abbiamo qua di questo casale. Vai José. E ora siamo qua con la famiglia Menegusso. Di Adelino e Rosalinda. Adelino e Rosalinda. Adelino Menegusso e Rosalinda Pedron. E qua siamo a Monte Berico. A Monte Berico di Flores da Cunha, in Brasile. Ma per l'italiano sarebbe No a Trento. No a Trento. Flores da Cunha erano a Nuova Trento. Ah, ecco, non dobbiamo confonderle. E ora vedete sia Nuova Trento. Quanti anni che hai tutti? Forse 80 sì. 80 siete quanti? 82. Quanti anni sei che si sposa insieme? Adesso quando viene in maio le 60 anni. Si fa una festona, siamo vivi. Ma si sempre sta bene? No, abbiamo passato tutto, siamo operai, ho tirato via l'utero, ho tirato via l'appendicita, ho operato la schiena bruciata del sole e gli ha detto che era cáncer. Ma non c'era mia. Non era mia. Manco male. E lui è stato operato in un occhio, perché aveva un chisto di un occhio. Capito, presto, avevi ancora salute tanta? Grazie a Dio, lo avremo tutto lì. Capito che bello così. I nostri lauristi qua davanti a Sì, ma tireremo le vigne, ne temo, ne faremo su una erba, adesso devo andare a tagliare due erbe dopo i sassoni. Capito che bello. Cioè, con te me. E ora questi anni parlava tutti in italiano? Tutti in italiano. Neanche a scuola ne parliamo in brasiliano. In italiano. Quando sono andata a scuola, mia professora parla in italiano. Addirittura? Sì. Ma guarda. Tutto italiano, tutto. Ciao, e i tusi vostri? I tusi adesso quando vengono qua a mangiare, no? Parliamo in italiano. Parliamo italiano. Ah, ancora tutto? Sì. Mentre noi altri sì, ma con noi. Te vogliate, ma vi voglio ancora bene vogliate? Sì. Grazie. Ma se abbiamo mai dato un sciafonetto? Mamma mia. Noi altri due, siamo due uomini e due donne. Sì. Perché noi siamo in colonia Dol Paridon e venendo su per Gossi Rosario. Mandò che lavorava in altri se vedessi, ma dicerisci no, non è possibile. No, mandò si con mula, ma nada, portasse ma che voleva, depende un'ora andare in dove, depende un'ora venire su. E quando veniamo a casa, mi scusia polenta e lui la missia e mi fa il resto. Che bravi. Ma guarda. Che bello. E adesso che sei anche i tusi che vuoi ben per ma grazie a Dio. Grazie a Dio. Igualmente che sta qua, ma non ha. Sta dormendo? No, tutto bene, è stato male, malissimo, malissimo. Ma adesso si è risanato fuori. Sì. Ma è passato triste è passato. Però. No, 7 netti, e tutti i miei figli ne abbiamo pochi figli. Beh, insomma, va che sei il colmo perché adesso noi siamo da Vicenza. Sì. E ora qua che vi Monteberico e Monteberico che sei anche a Vicenza. Sì. E c'è quello che vi porta da Delano, che vi porta qua, che è una roba incredibile. Sì. E dopo tanti anni parliamo ancora la stessa lingua e se capiamo. Sì. Guarda che è una roba incredibile. Perché mi conosceste a mio nonno, siamo vivesti tanti anni siamo come, ma mio nonno no, che venisse in Italia, lui è morto più giovane. E mi conosceste, mio bisnonno, a mia nonna, diceva via insieme con me, allora mi metteva in rupa insieme a mula e non si cattava sua mamma e suo papà. E mi ricordo che del nonno che aveva il nome Giovanni.
Era o nome che è il bisnonno, Giovanni, Giovanni. E ela aveva il nome Mabile. E gli aveva un cagnetto, mi ricordo, era una tosetta, gli aveva un cagnetto, io mettevo quei pattini insieme a tola e gli dai succo dentro un corcetto così. E mi ricordo, e mia nonna è morta, manché un anno per 60, manché solo un dente. Ma va. Peraltro, sì. Ciao, e sapevi da dove, vi hai mai contato la storia, da dove chi si è partito? No. Niente, non vi hai mai contato niente? No. Vabbè, mia nonna no, perché il nonno è morto dove è nato, no. Mio nonno, là proprio, perché è d'Italia. Lui è morto, forse è Beverly. Lui è morto dopo, mia nonna è morta vecchia. Ma ella raccontava che d'Italia, che lui diceva, ma no come? No, da dove, insomma? Ecco, adesso per finire, no, mandiamo un saluto dal Brasile in Italia. Dai, dica. Ma qui che mi vedi, che mi sente del computador, noi siamo italiani ancora di una volta. Antichi proprio. Salutali. Ciao. Ciao. E stemmi bene. E grazie. E grazie che sognesti cantarmi. E grazie che si venisse a catarme. Guarda ti, Ecco, gli diceva tanto queste parole lì. Non so degno che se venisse a catarme, grazie, veni ancora. Quinta-feira, dia 17, agora de junho, a partir das 19 horas, no Facebook da Prefeitura Municipal de Serafina Correa, terceira live italiana per cei e grandi, grammatica e storia. Siamo andar benissimo col nostro italiano, um espetáculo, não perca. Vamos aos nossos patrocinadores culturais. A minha bem? Não é! E dá! Não! A minha bem! Não é nada! Não é! No caminho tem Buffon. Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor.
che spettacolo, che maraviglia, che piacere di arrivare a casa vostra. Un ringraziamento speciale a Walter che si deve scompartire il nostro filo italiano. Ma adesso dobbiamo fare una bellissima canzone. Quando che ti pensi in musica Italia, sì, viene in mente questa qua. Questa è un'altra, ma questa anche. Le una, vero? Perché c'è una storietta di questa canzone che mi piace molto parlare. Che storia è questa? Nel Golfo di Napoli c'è un posto bellissimo che si chiama Sorrento. Sorrento? E a Sorrento un gran artista napolitano chiamato Enrico Caruso. Enrico passò gli ultimi anni della sua vita in un hotel molto bello pensando alle note dell'America. Qui do firmare l'utica e grida forte il vento su una vecchia terrazza avanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto bene sai, è una catena ormai che sono il sangue di te bene sai. Viti le luci messe al mare, penso alle notte là in America, ma ero solo la lampare, la bianca scia di un'elica. Senti il dolore della musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte. Guardo negli occhi della ragazza, quegli occhi verdi come il mare, poi la improvviso una lacrima, lui credette di affogare. Te voglio bene assai, ma tanto bene sai, è una catena ormai che scioglie il sangue di te bene sai. Te voglio bene assai, ma tanto bene sai, è una catena ormai che scioglie il sangue di te bene sai. Grazie mille. Abbiamo capella. Maravilha! Stasera un vero spettacolo.
spettacolo dei morosi. Ecco. L'idea che tanti letti stasera si muove, come che dici? Grinciar, fietole, i sataroni, i cantieri, i ciodi. Stasera PD1 va de corpo. Marco, come vede lì dentro, amico da frotola da contare. Ma allora, mas esguento com a Vacaria da Vicanabara, o Portão, Carazinho, Camargo, Natal, Rio Grande do Norte, Ibirubá e Novo Paris. Novo Paris? E antes de te falar lá frotola, semana Sì. que vem em música vai ser Irmãos Piva de Guaporé. Fradei Piva, Piccenini. Vai ser. Olha lá, que maravilha. Andri. Struconasso allora. Mas che viene. Ma ascolta bene, un amico mio l'è andato a servire il quartel. Mia Marinho, no? Sì, ma metti vedere, torniamo in Drio là 60, 70 anni, in Drio ciò, Sì. 80. Allora che i tempi là poco studio, poco conoscimento, tintontani. Allora lui si ga catana amorosa. E le morose di una volta tutti spettea che le fusse Verginelle, tutte quante verginelle. La verginella non posso trovarla. La verginella non posso trovarla. Solo mi basta che la soy bella e ciomba la rilarella e viva l'amor. Solo mi basta che la soy bella e ciomba la rilarella e viva l'amor. Ma allora lui è andato con sta idea di tornare in Drio qua di un anno, catarla ancora verginella, ma ridarsi per famiglia con tutto il rispetto del mondo, tutto pulito, punto e basta. Come funziona all'epoca? Bon, quando lei va in paese, che lei va in paese, adesso poi lei era di stare in colonia, metti di vedere qua a Serafina, e passava per la prefeitura, che appena su tutti. E indava a linea, indava tutti uruguaiana, sì, perché manda là dopo anche col treno, sì, cosita proprio, giusto, ciò. Sto cristiano a pensare così, mi bisogna che ha su un aggrado alla memorosa, che allora cada volta che la vado a parare qualcosa, no? Sì. Ecco, la va a pensarsi di me. Ma era furbo? Furbo. Era devanti. Che era mia la loja Paludo te a época. Sì. Mas era na loja come se fosse a loja Paludo. Una Lui è andato de dentro. secos e molhados. Così che aveva di tutto. E rivarento che ha detto alla Tosa, mi sono di dar servire il quartel. E mi vuoi assare un regalo memorosa, qualcosa che ella quando la vado a parare se pensa di me qua di un anno, vuoi tornare, vuoi maridarmi con ella. Maraviglia. La Tosa la passa ma mette in cima del balcone na casa con un lingerie. Un paio di braghette e tal. Allora lui ha detto no, mica vai a pensare perché adesso qua viene i freddi, giugno, adesso è il giorno di morosi, capito? Allora se è freddo, vai a pensare di dargli un paro di luve. Allora tira fuori ste luve, le luve decoro. Guanti di mezzo. Come? Guanti. Guanti, In italiano è guanti. I guanti, ben, ecco, allora vadi per capire ste luve. Allora, e lui che scriveva, lei era una persona e scriveva, che aveva studiato fino a quinta serie e che ha una carta a sta amorosa una lettera e che ha detto a sta Tosa quanto costa? Tanto. E allora quando ella viene qua a comprare, perché una volta a commercio che non era pochi, quando viene qualche da famiglia viene qualche da famiglia te che dà ella il mio regalo e anche la cartina, va bene. Solo che ha dato un problema serio. Che problema che se ga assai per vedersi. Signore. Ecco, perché che acontecesse che la Tosa, invece di mettere dentro te a cassetta e il paro dell'uve, ha messo dentro e braghette. Allora la carta la diceva così. Cara bella mia, ascolta bene, cara bella mia. Adesso viene il giorno dei morosi e mi sarò distante di te. Ho pensato di darti un presentino. So che ti sei mia accostumata a doparare. Come si chiama? Ma cato che ti vai piacere che
tanto del colore del modello perché la cosa da loja che provare è che sei stato bene. Bon, se anche le resta me de larghette davanti, credo che sia meglio così. Perché quando che te metti, quando va a mettere, te vai mettere dentro la mano, va dentro con facilità e i dei può muoversi a volontà. Dopo che te adoperi un bel tempo, ti puoi voltarle il reverso. Ma passagli un poco di talco perché le polvere una spuzza disagradabile. Bon, per finalizzare, aspetto che te gai piacesto del mio regalo. Però so anche che va a querciare. Quel che quando torno go caro di domandarvi a topare. Che lui pensa che va anche a tender ben il posto che mi va a mettere quel che col più grande insonno. Che sarebbe l'alleanza le Marie. E l'anello. Sì. Pensa se la non lo cammina molà. Con che parole lì, Ben già fai, scusa, mi fa filmare qua, che a me mi tocca Scusami le parolasse, no. Ben, volevo fargli un bisogna anche quelle, no? Sì, bisogna anche ridere, no. Ben, volevo fargli un ringraziamento speciale a Vinicola Vanni Sul, a Vanderlei, la Vivi, a tutta la famiglia, a loro da famiglia dal Bo, al nonno, la nonna, vero? Che loro sono i nostri parceri, i nostri amici del programma del radio e adesso stasera parlando solo a vin. Che ne tanta gente che piace vin e sa della importanza del momento del vin. E un'altra, una tazza di vino è salute. Certo, tutto in demasia non funziona, certo? Un esagero di vinho funziona mia. Ma una tazza di vinho al mezzodì, una sera, i dottori raccomandano sempre una al dì, vero? Un pochettino di vinho, ze salute. E il vinho, ze salute. E un'altra cosa, per stomaco, per mangiare, con mangiare, non c'è niente meglio che vinho. Che c'è un dito in italiano che le cosita, la meglio medicina a sé in cantina. Buona, La meglio medicina sei in cantina. E mica non entra. Quando che vado a messa, ma mi commosso, ma mi viene due scaffe di oggi. Ma signor Mario, quando che il padre il dice così, quando che il gal sermone. O vigno non salva e dà coraggio. Buona Maria questa. A me io parte l'ora della messa. La messa lei quella. Non salva e dà coraggio. Allora un ringraziamento speciale ora a Vinicola Vanni Sul, dentro delle reti sociali, digita. Com'è che funziona per digitare là? Che è toccata fuori come là delle reti sociali? Vinicola Vanni Sul. Vanni Sul ha toccati fuori. Vinicola Vanni Sul. A Vinicola Vanni Sul la famiglia sede cognome Dalbo. Opa. Dalbo. E allora, l'origine del cognome Dalbo la secondo Franco Saccardo la specifica trevisana della provincia di Treviso, Veneto. Anche a me sono da Treviso, allora? Sì, ecco, va bene. Visto? Allora da Treviso. No, che ti sei di Treviso? Sì, io sono trevisani. Allora per quella no. Mancaria solo che un trevisan e il fuce. No, è Treviso. Il significato Dalbo viene dalla parola bove. Fursi significa una florida situazione economica della famiglia. Ah, va! Una famiglia siora che stava ben in senso
economico. Ecco, sta ben via da Italia, sta ben ben qua. qua. Ma sento perché? Perché il la Sevilla, ora. la ora. Perché fa vinha. Fa vinha, no, per quella anche, no? Dove che siete P dal Bo, se nella regione del Veneto, la città di Vittorio Veneto, se dove che siete P in cui circa intorno dei 52 famiglie, allora che sei in cui là. Va bene. Marco, allora che abbiamo un regalo due regali. Due qua un pochettino. Qua da una scianta faremo chi sorteio. Chi che ha scompartito e marca 2 persone i regali. Va bene. Capito? Marti che viene speciale giorno del latte. Opa. Giorno 22 che le Marti che viene. Femo speciale giorno del latte, che giorno 24 va essere giorno del latte. Sì. Femo tutto speciale le ha coperlate l'appoggio di questa live. Bene, allora Marti che viene faremo scherzo del latte e del vin, chi ga brigare in tutta saladera. Sì. Ascolta, non ma ho detto un dia, amico Sita, mi va a bever latte solo il dì che vedo e va che mangiare ua. È così, proprio. Ascolta, me dà se un spazio, un tocchettino di spazio così per me despedirmi delle mie vesti antiche, perché lega una gran sentimento. Storia. Sta mia a piangere qua. Posso? Ma Posso? Io che te le moli. Sì. E questo qua va a essere il nuovo figurino. Nuovo figurino di Marino. Allora mi tocca despedirmi delle mie vesti antiche. Un minuto basta. Vai. Allora Marti che viene. Marti che viene. Allora, ecco, per finire un cristiano le arriva. Il sega guardate specchio e sega volta banda a donna il gadito. Donna, sundrio guardarmi qua te specchio. Mi par di vedermi medo gordoto, medo brutto, medo panciuto, medo indo. Sarà che medo desanimato. Mi viene l'amico questa qua? Pien de rughe, cavei bianchi, guida che sono sfenio. E gli ha detto, ancora il giorno di morosi. Mi piaceria di un elogio, di qualcosa buona e bella. E la che ha detto, la tua visione sta ottima. No, compagno. Suonatori, vai! Dai! Andiamo, adesso. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare. Sono un italiano. Buongiorno Italia, le spaghetti al dente, un partigiano come presidente. Con l'alto radio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con l'amore, con il cuore, con più donne, sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Buongiorno Italia che non si spaventa e con la crema la barba la menta, con un vestito gessato e sul blu e l'amo viola la domenica in TV. Buongiorno Italia dei caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria, una 600 di carrozzeria.
Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Tutti insieme, tutti insieme. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, siamo l'italiano, un italiano vero. Maraviglia, spettacolo. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare. Che bello, perché non sono fiero. Bellissimo. Siamo gli italiani veri. Maravilha! A Dilnet, provedor de acesso à internet com tecnologia fibra ótica, um struconaço e um ringraziamento. La Migi Plus, Flauri, e l'ora bicho velho, vai o quê? Bestie belle, bestie sane, bisogna che legare il ração da Migi Plus. A volte dizia quando che una vaca era bella, dizia la illustra. Ah, sì, Sì. Ecco, E la poco lustra. Bota super leve Baspan. Il meglio stival che Gapesta del Brasil. Ecco, un ringraziamento per i regali che faremo sorteio qua da Nascianta. Sì. 2 regali, Allora, Polivalente, o supermercato da famiglia, Deitos, de Santa Rosa. Santa Rosa, vale che si deu assistir, che avevo il privilegio, l'onore di avere un grande supermercato polivalente. Vodka Raisca, vodka che fa le meglio caipirinhe. Paludo! Paludo, a sua moda, seu estilo. Depende 2000, ma ascolta, depende 2000 modelli de stivai. Com 50% de desconto. Adesso che viene inverno. Ramarin, Dakota, Via Marte, solo marche buone, vero? Così. Depende 200 marche, 7 loge qua da nostra regione. Camilo, struconasso a ti e tutta la famiglia. Rede de Postos Buffon. Abastece, riempire il tanque, tocca. Allora fermate del posto Buffon. O sarà che tocca disegnare qua, scrivere so? Sì. Fermate Sì. del posto Buffon. Come tutti i nostri patrocinatori. Ecco, dei forza, comprare prodotti di nostri patrocinatori, punto e basta. Ma rosa che parlano altri quando che siamo di andare via, arriviamo distante là, qua conhecemos nessuno, vediamo Posto Buffon. Ah, siamo a iedi casa. nostri. Ecco. Pian Alimentos, ração per can, gatti e pesci con altissima qualità e alta Alta conversione. Saluto a tutta la famiglia Pian, al nonno Felix, anche il capo dei capi. E anche abbiamo Bravecto, tratta, previne e controlla pool di carapati per dei più di 90 giorni. È l'unico del mercato, cate in clinic, pet shop, case di ramo, cooperative dell'avanti. Modello Penei de Bento da famiglia c'è con altri de Bento e tutta la nostra regione qua, o anche de distante, può di comprare via internet. Loro manda a quantità, la marca, tutti i tondi bei nuovi con le tettine, se che dice. Con le tettine. Penei con le tettine, l'auto si stima tutto. Modello Penei de Bento con salve buona con le tettine. Le tettine, no? sì. Ecco, e Moveca Decor. Ah, maraviglia.
Móveis para sua casa, decoração para sua casa, não compre antes de consultar, de ver qualidade nos produtos, entrega garantida, confiança, anos no mercado. O que tu compras, realmente tu recebes, va bem? Moveca.com.br. E a vantagem ali, quando que te compri móveis da Moveca, quando que te guardi il móvel, te vem in mente che? A Renata Fame. Va bene, così ti ringraziai tutti i patrocinadori, come anche un'altra volta il vin che adesso andiamo a beverlo de gusto, è vero proprio. Là. Ecco, così Vinicola Vanisul de Flores da Cunha. Entra, pare c'è l'impega rafone che andiamo là, ne? Sì, pare c'è che veniamo tornare un bel poco là. Andiamo con una carretta, vuoi idea? A tutti quanti un Struconasso! Bom, pode ser uma música, o sorteio e mais uma para encerrar. Pode ser assim? Pode ser. Por mim tá tranquilo? Beleza? Então vamos fazer o seguinte, depois da música. Antes. Vai ser depois da live. Vai ser colocado nas redes sociais? Vá bem. Estão pedindo na live quem são os cantores e de qual cidade. Opa! Então, olha que maravilha! Estão fazendo festas clandestinas também agora? Não. Aliás, nós fazemos um pedido aos nossos políticos, né? Que já que vacinaram os maiores de 50, que liberem os bailes da terceira idade para nós poder... Festa da terceira idade liberada! Ó, então você pode fazer o seguinte, então, ó. É uma música ou duas? Uma. Que horas são agora? Dá tempo duas? Já terminou, inclusive. 41. Então uma só. Senão tivemos muita música hoje, né? Graças a Deus. Fomos muito bem. Obrigado pelo carinho, Edgar. Obrigado vocês, Wilson. Obrigado que vocês vieram mais uma vez. Obrigado a todos que nos acompanharam. Terça que vem estaremos novamente aqui, 19h30, Facebook Edgar Marostica. A tutti um struconaço. Vai lá, Douglas. Doug Wills, lá de Marau. Se alguém quiser o contato, pode entrar em contato até com o Edgar, né, Edgar? Faz um favor para nós, passar o nosso contato aí, né, Wilson? E estamos aí. O pessoal havia pedido o IP e o Prisioneiro, vai ficar para a próxima. Pode ser? Para a próxima. Assim ele convida nós mais vezes. Questa canzone è una importantissima canzone e che parla della resistenza e tutti contro il male. Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 una mattina mi sono alzato, ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 oh partigiano, portami via, che mi sento di morir. E se io muoio, oh partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior, tutte le gente che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Tutte le gente che passeranno mi diranno che bel fior, e questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà, morto per la libertà, morto per la libertà. Grazie mille! Grazie! A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas.
A TV que reúne você e a sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. A minha vez? Não é! E dá! Não! A minha vez! Não é nada! Não é! No caminho tem Buffon? Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor.